intanto noi non presentiamo una lista solo, un partito solo. Il nostro è un po' un progetto politico che vorrebbe dare alcune risposte al nostro paese. E uno mi dice sì, il paese perché il Veneto? Perché il Veneto ha le caratteristiche, direi, paradigmatiche di quello che vogliamo dire. È una regione importante dell'Italia, è una regione dove il ceto medio produttivo è, diciamo, alla testa della situazione italiana, lo è stato nei tempi della storia italiana, pensiamo al boom economico, il Veneto era la locomotiva, certamente assieme alla Lombardia, al triangolo industriale, Milano, Torino, Genova, però il Veneto, anche per le caratteristiche dell'agroalimentare, per le caratteristiche del territorio, per le caratteristiche di una intersezione della parte est dell'Italia, il nord-est produttivo, no? Quindi partiamo da qua con questo progetto perché siamo convinti che la storia sta cambiando nel nostro paese. Noi eravamo 30 anni fa la quarta, quinta potenza economica del mondo, oggi siamo l'ottava, nona provincia, l'ottava, nono paese del mondo, potenza del mondo, e tra 10 anni saremo probabilmente alla 23esima posizione, saremo nella 23esima posizione. Le prime 3 economie del mondo saranno in ordine India, Cina e Stati Uniti. La Germania sarà al 10° posto e noi saremo al 23esimo. La Federazione Russa non è tra le prime 10, per adesso. Però sai, bisogna vedere come va, le tendenze, credo, adesso non vorrei dirti, o è la nona, nel mondo, o è la nona o è l'11esima. Però insomma, il mondo sta cambiando. India e Cina saranno, tu capisci, India e Cina le prime 2. Vabbè, ma hanno anche 3 miliardi di persone. La Russia ha 140 milioni di abitanti, però ci deve invadere. Quindi, dicevo questo perché pensate come piano inclinato, ci abbiamo messo 30 anni per arrivare dal quarto quinto all'8º. Adesso ci mettiamo, in 10 anni arriviamo al 23esimo. C'è una pista da sci qui a San Vigilio in Marebbe, non so se la conoscete, si chiama Piculin, è una delle piste più ripide. Io quando l'ho fatta la prima volta ho detto ma è tutto qua? Si scende, poi a un certo punto arrivi, c'è un precipizio. Ecco, non siamo così, ma allora il capire questo da parte della politica è fondamentale per capire cosa fare. Allora, se questo che vi dico è vero, ed è drammaticamente vero, l'analisi che noi abbiamo fatto in questi anni è quella di dire questo ceto medio produttivo che nel secolo scorso si è contrapposto alla classe lavoratrice, ed era così, anzi addirittura visto che qua abbiamo uno storico gli facciamo un piccolo passaggio, negli anni '80 il ceto medio è stato usato contro la classe lavoratrice. L'episodio fondamentale, anche storico, di Torino è quella famosa marcia dei 40.000. In quella marcia lì c'è la rottura, no? In cui la classe operaia perde, viene sconfitta culturalmente, economicamente, politicamente. Il sindacato comincia a incrinare la sua capacità di reggere, potremmo dire anche che in parte tradisce, e oggi lo vediamo, no? Era la Fiat produttiva, quella con Vittorio Ghidella, amministratore delegato, che faceva la 127, che veniva prodotta in milioni di copie in tutta Italia e nel mondo. Arriva la finanziarizzazione anche della Fiat, arriva Romiti, e adesso lo dico banalmente, lo storico, il nostro amico ci perdonerà, però banalmente un'automobile nel 1980 veniva costruita da 20 operai, 2 capi, un quadro intermedio e una macchina utensile, non è così, ma per semplificare, e nel 2000 veniva costruita da 3 operai, un robot e basta. Non c'erano più i quadri intermedi, non c'erano più i capi, che erano quelli che avevano fatto la marcia. Cioè sono scomparsi come figure
e hanno consentito alla Fiat di finanziarizzarsi e hanno battuto la classe lavoratrice. Oggi la classe lavoratrice è priva di cultura politica. Oggi un operaio, se licenziano quello di fianco a lui, non gliene frega niente. La CGIL fa gli scioperi portando i pensionati col pacchetto, con l'autobus, sono tutte robe finte. Sono tutti, quando vedete quelle piazze con tutte le bandiere dei 3 sindacati concertativi, di qualcun altro, sono piazze di funzionari sindacali che hanno il permesso per non lavorare, hanno il telefono pagato dal sindacato, sono piazze di lavoratori veri non ce n'è. Mentre invece il ceto medio precipita. Partite IVA, professionisti, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese, che probabilmente potrebbero fino vedere la loro fine nel giro non di una generazione, ma di mezza generazione. È un cambiamento drastico, immediato. Il non capire questo significa in parte non amare il nostro paese, ma perlomeno non è detto che ce la facciamo, ma cercare di impedire o di rallentare questo declino dovrebbe essere il compito della politica. Se ne stanno accorgendo? No, poco, non tutti. Il 3 di dicembre io farò una cosa abbastanza importante con un signore che si chiama Paolo Agnelli, che non è della famiglia Agnelli, ma è il re dell'alluminio, è quello che fa le pentole Agnelli. Vedo la signora, sono buone pentole. Me ne ha regalata una per mia moglie era tutta contenta. Ho detto una cosa non politicamente corretta, si è resa conto. Quindi, io non so cucinare, so solo mangiare. E quindi con questo qua facciamo un manifesto per l'energia, perché il tema delle piccole e medie imprese è il costo energetico. Certo anche i dazi, ma il costo dell'energia è la cosa più importante, perché noi paghiamo l'energia nel nostro paese addirittura rispetto a certi paesi del nord anche più del doppio, e quindi le nostre aziende non sono più competitive, e quindi è sempre di più così. Noi prendevamo gas russo a basso costo, adesso compriamo gas russo che costa di più perché viene triangolato dall'Algeria, dalla Tunisia, da altri paesi, e poi prendiamo gas americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4. Quindi è chiaro che c'è un elemento di difficoltà, una difficoltà che cresce demograficamente, cresce per le tematiche tra Unione Europea e Italia. E la nostra, spesso quando vado in televisione, sono andato qualche volta adesso qua in Veneto, ci sono alcune persone per bene, io sono sindaco, l'ospedale sì, l'ospedale ma se tu non riesci a capire che le risorse arrivano complessivamente da altre parti, noi siamo un paese energivoro, manifatturiero, la Russia ha le risorse, noi abbiamo la tecnologia, se metti assieme le cose funzionano, se l'energia per far girare la tecnologia ci costa tantissimo, siamo tutti rovinati. Se non capiamo questo, quello ti parla dell'ospedalino, certo, ma le risorse per la salute, per la sanità, poi questa campagna elettorale c'è un'ignoranza bestiale, fanno tutti. Lei che ha girato, cosa ha sentito nelle piazze? Ho sentito molto parlare di sanità. A Roma dicono sti cazzi. Il bilancio di tutte le regioni italiane all'80% è spesa sanitaria. E quindi sarebbe come dire, vai da un macellaio e non è che compri pattini a rotelle, compri la carne, no? Di questo si tratta, quindi sono 80% di spesa sanitaria. Le regioni servono a gestire la sanità, ma la coperta è corta. Tu puoi anche avere delle idee, no? Sulle cose da fare, ma se non hai le risorse non riesci a fare niente. E la sanità pubblica oggi in Italia cuba 350 miliardi di euro da una parte, la sanità privata è a 50 miliardi di euro. In mezzo ci sono 4 milioni di italiani che non si curano più. Ce ne sono nel Veneto 390.000. Rapporto Gimbe, perché poi ti fanno dove hai letto? Rapporto Gimbe, e allora stanno zitti. Perché sono abituati anche i politici che dicono le cose
nessuno conosce niente e quindi non sanno nulla, e quindi puoi dire anche dei numeri così a casaccio. I numeri che dico io, come il bacio della Parietti, sono veri. Chi sono questi che non si curano più? Sono anziani, sono in genere dislocati territorialmente, anche lateralmente, ma sono anche nelle grandi città, perché hanno anche una difficoltà a seguire le liste d'attesa, a seguire la burocrazia della salute pubblica, non hanno i soldi per rivolgersi alla sanità privata e quindi non si curano più. Certo, non è che hanno un infarto, no? Però sono malattie che poi possono degenerare e non c'è più l'universalismo della prestazione sanitaria. L'universalismo della prestazione sanitaria viene così mandato a catafascio. Cosa fare? Beh, intanto reperire le risorse, no? Dove le reperiamo queste risorse? Noi diamo un'indicazione di 3 questioni fondamentali. La prima è le banche. Le banche in Italia negli ultimi 4 anni, 2021-2025, hanno fatto dei profitti per 186 miliardi. Profitti 186 miliardi. Voi, per avere un'idea, la legge finanziaria dello Stato italiano adesso è di 16 miliardi. Cioè questi in 4 anni hanno avuto profitti per 10 volte la legge finanziaria dello Stato. Il governo cosa fa? Gli chiede un'anticipazione delle tasse pari a 3 miliardi. Guardate i numeri, 186 miliardi, il governo gli chiede 3 miliardi. Quindi il governo gli chiede 3 miliardi di anticipazione delle tasse. Non è che gli chiede un contributo. Hai guadagnato 186, dammene 3. No, hai guadagnato 186, dovresti pagare delle tasse, invece di pagarle domani le paghi oggi. Però domani non le paghi più. E niente. Chi comanda in Italia? Le banche o la politica? La sinistra cosiddetta contesta questa norma, questa ipotesi al governo e gli dice no, questi 3 miliardi che tu chiedi di anticipazione per le tasse finiranno sulla testa dei correntisti. E quindi la sinistra dice non fare neanche quello. Cioè la destra fa schifo e la sinistra fa ancora più schifo. È chiaro? Allora, questo sta succedendo, quindi i soldi potrebbero arrivare in parte da lì. Poi c'è l'energia, appunto, e questo manifesto dell'energia che facciamo con questo Paolo Agnelli dice proprio questo. Eni ed Enel sono al 30% dello Stato e quindi il governo nomina gli amministratori delegati. Eni ed Enel hanno raccolto l'anno scorso e l'anno prima 20 miliardi di euro di profitti. 20. La legge finanziaria è di 16, potremmo chiedere qualcosa. Non chiedono nulla. Poi ci sono le regolate, si chiamano, Snam, Terna, Italgas. Questi l'anno scorso hanno fatto il 50% di profitto in più. Le loro consimili in Europa hanno fatto solo il 20%. Alle regolate e ad Eni ed Enel non chiediamo nulla. La sinistra non pervenuta, non dice niente, non polemizza neanche, non c'è neanche da polemizzare, perché questi non gli chiedono niente, la sinistra sta zitta e finisce lì. Banche, energia, le armi. Noi abbiamo dato 2 miliardi e mezzo di euro, cioè il 20% della legge finanziaria, all'Ucraina. L'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea, alleanza politica nostra, non fa parte della NATO, alleanza militare nostra. Perché gli abbiamo dato 2 miliardi e mezzo? Perché, ti dice il giornalista, c'è un aggredito e un aggressore. Ma noi diamo armi e sovvenzioni a tutti gli aggrediti del mondo? No. E allora? Quando voi vi trovate la lista d'attesa all'ospedale per gli esami, avete davanti un carro armato anche, perché con quella lista lì è più lunga perché hanno pagato un carro armato. Ma poi sono andati in carri armati sti soldi? Pare di no,
perché ci sono anche le foto dei cessi d'oro con la corruzione che c'è lì. Guarda, io mi sono sempre chiesto, ma cosa ci fa uno con un cesso d'oro? Ci cacca dentro, chiaro, ma però dico che soddisfazione c'è. Se io avessi un po' di oro, regali un anello, no? No, questi fanno i cessi d'oro, i bidet, l'avete visto le foto? Ci sono i bidet d'oro. Questa è una cosa incredibile. I soldi potrebbero arrivare da lì. Se noi non diciamo queste cose, non ci rendiamo conto. Ma non c'è solo questo, perché c'è la geopolitica, il gas che costa meno, che costa di più. Se voi guardaste la mappa delle guerre nel mondo, scoprireste che c'è un'altra mappa che è gas, petrolio e acqua. E sono le stesse mappe. Quindi non è che adesso in Venezuela ci sono i narcotrafficanti. In Venezuela c'è il secondo giacimento di petrolio grezzo molto pesante, molto poco fluido, no? Di tutto il mondo. E anche a Gaza pare che davanti ci sia un altro giacimento petrolifero molto importante. Ci sono delle coincidenze. Quando hanno fatto l'incontro Trump e Putin ad Anchorage, e io avrei voluto essere una mosca per sentire cosa si sono detti in quella macchina in quei 10 minuti, perché adesso sembra di capire cosa si sono detti, sono andato a vedere le azioni delle fabbriche di armi nei giorni successivi, perché quell'incontro segnalava un'ipotesi di pace. Poi magari non è arrivata, magari arriva adesso, magari non arriva ancora, però di pace. Sapete le azioni di Rheinmetall, che è la più grande industria di armi europea, adesso tedesca, crollavano. E anche Leonardo italiana crollava. Perché se c'è la pace, questi qua vanno male. E noi vogliamo che vadano malissimo, perché se no c'è la guerra. Stiamo parlando quindi di un meccanismo ampio. Questa Unione Europea, dicevo, è matrigna nei confronti dell'Italia. Se noi, quando vi dicono, perché adesso la ricetta è Draghi che comandava in Europa dice noi abbiamo sbagliato molte cose, serve più Europa. Sarebbe come quando vai dal medico, c'hai un bruciore allo stomaco e dici senta, ma lei cosa mangia? Mangio soppressata, anduia, no? E questo dice ne ha mangiata poca, ne mangi di più. Torni la settimana dopo con un bruciore ancora più forte e ti dice quanta ne ha mangiata? Ma sto male, ne deve mangiare di più. E noi abbiamo avuto Europa per 20 anni, no? Abbiamo messo l'euro. Nel 2000 uno stipendio medio quant'era? 2 milioni di lire. Era un buon stipendio. Adesso 1.000 euro fai la fame. Vogliamo parlare della pesca? Vogliamo parlare dell'agricoltura? Vogliamo parlare adesso della casa? Voi sapete che i fondi di investimento, BlackRock, Vanguard, hanno investito con accantonamento in Italia lo scorso anno 18 miliardi di euro, cioè pari alla legge finanziaria. Perché? Perché tra un po' ci sarà la cosa lì del clima, del cappotto termico. Il cappotto termico sarà un obbligo e costerà sulla base delle case che hai. Voi considerate che oltre l'80% degli italiani hanno la prima casa di proprietà. Quindi tu sarai obbligato a mettere il cappotto termico, che peraltro è anche pericoloso, perché se prende fuoco, cioè, finisci prima, no? Ma detto questo, tu sarai obbligato a mettere questo cappotto termico. Se lo metti ti costa, pare 50, 60, 70 mila euro per un medio alloggio. Ma c'è la gente, io le sento, io non metto un cazzo, bene, tu non lo metti. Non avrai il certificato per vendere la casa. Potrai sempre vendere la tua casa, ma senza certificato la tua casa varrà di meno. E quindi i soldi o te li hanno presi perché ti obbligano a farlo il cappotto termico, o te li hanno presi lo stesso perché la tua casa vale meno, tu perdi dei soldi. Questa movimentazione nell'innumerevole numero di abitazioni d'Italia farà sì che qualcuno o venderà la casa di più, o perderà la casa perché avrà fatto il mutuo, non riesce a pagarlo, il cappotto termico, tutte queste robe. E questi avvoltoi, maledetti, cosa fanno? Sono lì pronti, hanno messo 18 miliardi di euro pronti per acquistare le nostre case, a basso costo. È chiaro? Chi governa il mondo? Il cancelliere tedesco, Merz, cosa faceva prima? Era nel board di comando di BlackRock.
Lo capite? La politica è stata sostituita in alcune parti direttamente da loro, governano loro. Io conoscevo Neri Onesi, che era il presidente della Banca Nazionale del Lavoro, è morto adesso, è stato anche ministro con noi, e lui mi raccontava, mi diceva, sai, Craxi, quando arrivava l'avvocato Agnelli, anche se non aveva niente da fare, lo faceva aspettare mezz'ora fuori dall'anticamera per dirgli che la politica contava. Oggi voi l'avete visto, il mio amico Tajani, quando è arrivato Musk, l'avete visto? Sembrava anche fisionomicamente, no? Era tutto, sembra un cameriere. Ma tu sei il ministro della Repubblica Italiana, stai con la schiena diritta. A me è capitato, lo raccontavo prima a Cirina, io sono stato nell'ufficio, ho conosciuto Fidel Castro, sono stato nell'ufficio di Fidel Castro con mia moglie. E mia moglie era tutta spaventata. Io toccavo le cose, questo non arrivava. Cosa fai? Cosa fai? Che cosa faccio? Tocco, guardo le medaglie, guardo le cose. Cioè, il tema della politica, cioè non è che la politica, no, e questi qua sono così, perché è così. Anche tutto quello, la guerra è tutta collegata a queste cose, lo capite? Anche il casino che c'è stato adesso col Quirinale, la Meloni, lì ci sono delle spinte per portarci in guerra, e può darsi che magari la Meloni non ha detto proprio a te, a me non piace la politica estera della Meloni, ma che ci sia un consigliere del presidente che va a dire al bar, non so se l'ha detto in quel ristorante, un ristorante dove vado anch'io, quindi mi avranno registrato anche a me, si chiama La Terrazza Borromini, dietro Piazza Navona, un ristorante bellissimo, no? E pare che questo qua lì abbia detto di queste cose, non le ha smentite, quindi le ha dette, ma è un consigliere del presidente, non è che se sei al ristorante cessi di essere il consigliere del presidente. Ci sono dei casini veri. È venuto fuori che Calenda doveva diventare presidente del consiglio, avete presente Calenda, non lo vota neanche la moglie, no? È un poverino, no? Si è fatto il tatuaggio, è un poveraccio. Eppure questo qua potrebbe, cioè in un cambio, no? Di un governissimo diventa, e questo qua, perché lo vedete alla televisione così tanto? E nonostante lo pompino così c'è sempre il 3%, ma se a me pompano così, pompassero noi così, arriviamo al 40%. E però sono i rapporti di forza, no? La bicicletta si chiama democrazia, insomma, proprio democrazia non mi pare, però questa è la... Io vorrei che voi contestualizzasse cosa stiamo vivendo. Noi siamo dentro quella cosa lì. Può darsi che ci sia anche la guerra mondiale con le bombe atomiche, se c'è quello è finita, siamo tutti morti. Perché a noi ci dicono che i russi ci vogliono invadere. Per avere un'idea, la Russia è grande 3 continenti, 11 fusi orari, hanno 140 milioni di persone, hanno tutte le riserve petrolifere, del gas, tutte le materie. Perché dovrebbero invadere l'Europa? Non c'è più il fattore ideologico, no? Perché? Invaderebbero un continente che ha 500 milioni di persone? Perché? È molto più probabile che siano questi gruppi che vogliono spezzettare la Russia per impadronirsi di quelle risorse. E i russi dicono, dato che ci avete già provato con Napoleone, con Hitler, non è che ve lo facciamo fare per la terza volta. E quindi non vogliono che gli mettano missili atomici a 10 minuti, a 10 secondi. Ribaltate la frittata. Se i russi avessero messo nel Messico missili e truppe, eccetera, eccetera, cosa avrebbero fatto gli Stati Uniti? Avrebbero raso al suolo il Messico. Quando Khrushchev portò i missili atomici a Cuba, Kennedy disse o li porti indietro oppure scateniamo la guerra mondiale. Quindi io non so, e può darsi che pensino di dare il giro alla Russia da dentro, no? Per avere di nuovo gente come Yeltsin, no? Che era un ubriacone che svendeva tutte le risorse di quel paese. Io non credo che i russi siano questo oggi e quindi non accettano quella roba lì. Detto questo, stiamo vivendo in questo mondo e in questo mondo c'è il declino dell'Europa, che ha una classe dirigente di pusillanimi incapaci, e c'è il nostro paese che sta dentro l'Europa. La Meloni è molto brava, ma molto tattica, poco strategica.
Adesso, a un certo punto, bisognerà dire se noi stiamo con questi matti dell'Europa o stiamo per la pace, quindi con Trump e con la pace con la Russia. Cosa faremo? Secondo me il casino che è successo fa parte di quella discussione lì. E quindi? Adesso se Trump e Putin fanno la pace, noi cosa facciamo? Andiamo a mandare i soldati nostri in Ucraina per cosa? Capite? E poi c'è tutta l'economia dietro, no? Però, fatta salva la geopolitica, che è un grosso casino, abbiamo anche questa proletarizzazione del ceto medio, che precipita. Il nostro progetto politico è: uniamo le forze del ceto medio produttivo con la classe lavoratrice. Anzi, il ceto medio produttivo, artigiani, commercianti, partite IVA, piccole e medie imprese, diventano quasi un soggetto del cambiamento, perché hanno anche un livello culturale più alto dell'attuale classe lavoratrice, non della vecchia classe operaia. Io a Torino sono stato, quando mi dico lei era di sinistra, certo ero comunista, però stavo con Berlinguer, i cancelli della Fiat, con gli operai, quegli operai lì, in quella ottobrata, mi ricordo i nomi, Renzo Melotto, Benito Garbin, avevano la quinta elementare, ma avevano una capacità di approfondimento della storia, del processo produttivo, incredibile. Io andavo poi alla conferenza di Norberto Bobbio, ma vi assicuro che il paragone si poteva fare. Il professor Norberto Bobbio, uno dei più grandi della storia italiana, con gli operai della Fiat, questi avevano la capacità di spiegarti il mondo. Oggi questa roba non c'è più. Oggi la sinistra c'è Eli Schlein sul carro del Gay Pride, ma a me non è che me frega del carro del Gay Pride, però questa qua è una che legge, l'avete vista questa roba, no? Legge e dice: Pier Ferdinando Casini mi ha telefonato perché c'era una foto di noi due che ci baciavamo, palesemente una fake news, pausa teatrale. Pausa teatrale. Lei ha letto pausa teatrale, gliel'hanno scritto, lei doveva fare la pausa teatrale e questa è talmente incapace che ha letto quello che doveva fare. La Meloni governa 100 anni con una così, no? È chiaro. Quindi questo è un meccanismo davvero complicato. Noi vogliamo unire la classe lavoratrice con il ceto medio produttivo, vogliamo nel mondo multipolare dire ad esempio che agli Stati Uniti noi chiediamo la fine dei dazi e non come ha fatto la Meloni, che ha chiesto di attribuire alla von der Leyen la trattativa sui dazi anche per l'Italia. Ci hanno fregato in tutti i modi l'Europa. Perché noi dobbiamo, per stare con loro, trattare i dazi con l'America? Siamo alleati dell'America, gli diciamo bene, toglici i dazi, fine. Quindi una indipendenza maggiore dell'Italia. E credo che questa sia l'unica soluzione per diminuire il nostro declino. In una politica che, guardate, il fatto che non vanno a votare, lo capisco anche. Però sono contenti se non andate a votare, perché questi politici che sono a un livello, c'è Di Maio ministro degli esteri, Di Maio è stato poi nominato, su spinta di Draghi, è stato nominato plenipotenziario dell'Unione Europea per i problemi del Medio Oriente. Nel Medio Oriente c'è Gaza. Avete sentito una parola di Di Maio? Non pervenuto, sarà in sella un dromedario che gira. L'hanno riconfermato. Stiamo parlando di stipendi da 300.000 euro l'anno. L'hanno riconfermato, più benefit, immunità, cioè. L'hanno riconfermato dopo il terzo anno, per altri 3 anni, e il governo italiano non ha detto niente. Perché non ha detto niente? Perché Draghi avrà telefonato alla Meloni e gli avrà detto: fate passare il plenipotenziario in sella al dromedario. Questa è la politica oggi. La gente che lo sa ti dice: sapete cos'è? Non vado a votare. E te lo chiedono anche loro di non andare a votare. L'anno scorso, non so se ve lo ricordate, c'erano le elezioni europee, a un certo punto arriva in televisione Mario Monti, arriva Draghi, e arriva la von der Leyen che in vari spot della Commissione europea dicono: andate a votare.
Secondo voi perché lo fanno? Perché sanno che la gente dice: se voi vedete Monti, quello che ha messo la legge Fornero, tutte le porcherie, che vi dice andate a votare, tu cosa dici? Gliela metto in quel posto, non vado a votare. È quello che vogliono, lo fanno apposta, perché sanno che il popolo li odia e loro, sapientemente istruiti, vanno a dirti, perché tra un po', se la gente non va più a votare, questi governano lo stesso, non è che c'è il colpo di Stato, la rivoluzione, c'è niente. Col 10% vanno a votare solo più gli assunti, quelli che vengono assunti o quelli che ricevono delle prebende, no? E loro sono contenti lo stesso. Io vi sto spiegando queste cose per dirvi il contesto in cui noi cerchiamo di cimentarci. Noi abbiamo speso 5.000 euro. Abbiamo fatto una cartolina, c'è almeno una cartolina, fagli vedere la cartolina. C'è una cartolina, abbiamo fatto 1.500 manifesti, li abbiamo tagliati a metà perché costavano di meno. In certi luoghi poi Sonia ha combinato un casino all'inizio, ha preso tutti i piedi perché il mio manifesto è messo tagliato a metà. Sì, te lo spiego io cosa hai fatto. Questo qua è più o meno il manifesto. Voi fate conto che il manifesto solitamente è 70 per 1 metro. Dato che i pianali sono larghi 1 metro e profondi 2, se tu invece di fare un 70-100 e metterne 2, lo giri e ne abbini 2, fai un 100 per 140. Se voi vedete i manifesti, mi vedete più grande rispetto agli altri manifesti. È una furbata regolare che si può fare. Cosa hanno fatto loro? Sono arrivati i manifesti e c'erano metà le gambe e metà la testa. In certi posti hanno preso solo le gambe, in altri solo la testa, per cui a volte abbiamo i manifesti, hai capito cosa è successo? Poi li hanno rimessi assieme, insomma, vabbè. Comunque noi abbiamo fatto questo, poi c'è la voce, no? Quella lì, sapete chi sono, e basta. Un consigliere regionale degli 850 spende in genere 10 volte quello che abbiamo speso noi. Uno. È chiaro? Quindi noi giochiamo tutto su queste idee che vi stiamo raccontando e finisco parlando, dopo lasciamo la parola a lui, sulla vicenda dell'autonomia, della sovranità. Allora il nostro concetto è molto semplice. In un paese, proviamo a usare una metafora edilizia, se il paese Italia è un palazzo, avrà un portone di entrata e avrà una chiave per entrare. Noi diciamo la sovranità dell'Italia non ce l'abbiamo, perché tutte le cose importanti passano, le frasi, no? Poi vedremo cosa dirà Bruxelles, poi vedremo cosa dirà Strasburgo, poi vedremo cosa dirà Francoforte, poi vedremo cosa dirà Washington. Non ho detto che queste città a caso. In ognuna di queste città c'è il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO e l'Unione Europea. Tutte, tranne l'Unione Europea, che votiamo un Parlamento che non serve a niente, non votate da noi, decidono tutto loro. E quindi se decidono tutto loro, quelle chiavi di casa del portone principale non le abbiamo. Se noi non abbiamo le chiavi del portone principale, possiamo avere le chiavi dell'appartamento veneto? No. E quindi la nostra frase sarebbe: senza sovranità non c'è autonomia. Ma l'autonomia cos'è? È una presa per il culo come il referendum che hanno fatto fare quelli della Lega? No, però è quella roba lì, perché hanno fatto fare un referendum dove ha votato nel 2017 il 58% degli aventi diritto, quindi la maggioranza, e il 98% ha detto sì, e poi nel 2018 hanno fatto le preintese. Cosa è successo con le preintese? Niente. Adesso a 4 giorni dalle elezioni cosa fanno? Le preintese. Vi pigliano per il culo, lo capite? Ma non è la Lega che sono cattivi. La sinistra ha fatto un referendum addirittura promosso da alcuni partiti sull'acqua pubblica, un po' di tempo prima dell'altro referendum. Ha votato ancora più gente che nell'autonomia nel Veneto e ancora, quindi i numeri erano addirittura più forti. Cosa hanno fatto i comuni di sinistra? Niente, esattamente il contrario. Hanno privatizzato. Lo stesso, c'era il referendum, se ne sono fottuti. Quindi questa è la situazione dell'Italia oggi.
Allora noi cerchiamo di partire dal Veneto, perché il Veneto ha questa conformazione che potrebbe dare una spinta al paese per le cose che diciamo. E quindi chiediamo di riprendere le chiavi di casa a partire dal Veneto. Non possiamo dire di nuovo dell'autonomia, abbiamo pensato anche allo statuto speciale, per lo statuto speciale ce l'ha il Friuli Venezia Giulia, ce l'ha il Trentino Alto Adige. In realtà forse si potrebbe arrivare agli statuti speciali delle regioni. Poi le regioni, ripeto, le regioni sono la sanità. Non vedete qual è la corsa. Tu fai il presidente della regione, io faccio l'assessore alla sanità, io conto l'80%, tu tagli i nastri. Per questo litigano, no? E la sanità vuol dire 350 miliardi di sanità pubblica, divisi per regioni. Le burocrazie centrali che potevano essere prima con l'universalismo della prestazione sanitaria sono divise per 20. E sapete come funziona la sanità? Che il presidente della regione nomina tutte palle, vi dicono no, ci sono le griglie, tutte cazzate. Il presidente della regione nomina i vertici delle ASL e i vertici delle ASL nominano gli amici, i primari amici del presidente della regione. Fine. Chiaro? Sarebbe meglio chiudere le regioni, perché succede così. Allora, dentro tutto questo calderone voi dite, beh, siamo finiti. No, si possono fare delle cose, anche perché tutto questa costruzione può cadere come un castello di carta e potrebbe cadere dal livello internazionale. Se il livello internazionale salta, saltano tutti, vanno tutti a casa. E noi, se cominciamo a fare questa valutazione, questa organizzazione, possiamo forse cambiare il paese. È chiaro? È chiaro che il livello di discussione con quello che mi dice ma lei è piemontese, cosa vuole dal Veneto? Cosa gli dico? Sei un poveraccio. Anche perché non è che il fatto di essere veneto, Brunetta, che si voleva aumentare l'altro giorno da 2,40 a 3,10, e Pugliese, no, è veneto, ha fatto delle grandi cazzate, no? E allora cosa vuol dire, no? Non capiscono questa cosa, è un po' difficile spiegarlo, vabbè. Noi cerchiamo di fare questa cosa. Ci volete dare una mano? È chiaro che non è un progetto che finisce con le elezioni di domenica, no? È un progetto di lunga durata. Abbiamo bisogno delle forze migliori del paese, abbiamo bisogno di storici, di ingegneri, di economisti. De Gaulle diceva medici. Abbiamo bisogno di tecnici che si mettano al servizio di un progetto politico per il paese. E quando vi dicono, ultimo ma non ultimo, noi vogliamo partire dal basso, non dall'alto, dal basso! Dal basso cosa? Se non conosci queste cose, dal basso dove vai? Cioè noi conosciamo il meccanismo che regola il mondo, che regola l'Europa, conosciamo queste leggi economiche, conosciamo i rapporti e siamo anche in relazione internazionale con altre persone. Robert Fico, che è il premier della Slovacchia, io lo posso chiamare, collaboriamo. Sara Wagner, Alice Weisel, io sto cercando di mettere d'accordo i tedeschi, tra virgolette, di sinistra, con i nazisti li chiamano, no? Quelli del FD. E se fanno quello mandano a casa Merz. Non mi hanno ascoltato la Sara Wagner, quella proprio amica mia, gli ho detto alleati con quella, non l'ha fatto, ha perso i voti ed è saltata la Germania. Stiamo cercando di fare queste cose, ma non è perché noi siamo più bravi, sta succedendo questo più o meno in tutta Europa, perché tutti stupidi non sono, no? E quindi i popoli esprimono delle leadership, non dal basso, esprimono delle leadership che costruiscono delle teorie e queste teorie cercano di indirizzare il mondo. De Gaulle diceva prevedere significa comandare. Poi c'è un altro fattore, cito Gramsci, la politica è passione, la politica è connessione sentimentale col popolo. Se voi chiudete gli occhi e pensate alla von der Leyen, a Merz, questi qua, non hanno la connessione sentimentale col popolo. Noi vogliamo fare questo. Uno dice, perché lei vuole fare questo? Io nella mia vita sono nato povero, col letto che veniva giù, in un quartiere operaio, a correre dietro a Parietti,
Sono diventato deputato a 34 anni, ho fatto 4 volte il deputato, il parlamentare europeo, ho 66 anni, potrei fare altro, riposarmi, non fare 172 iniziative per venire a fare il consigliere regionale, cioè proprio detto non me ne frega un cazzo, no? Sì, che dico questo qua viene, cioè, perché sono piemontese, però credo che valga la pena. La vita cos'è? 0-20 li ho fatti, 20-40 li ho fatti, 40-60 li ho fatti, sono 60-80. Mi piacerebbe ridare i privilegi che ho avuto dalla politica, no? Quando sono entrato al Montecitorio ho visto la busta paga, ho detto, caspita, questo è quello che guadagno in un anno, era quella di un mese, no? È chiaro che ti cambia, no? Ci stiamo provando, stiamo cercando di selezionare delle persone che ci credono, che sono capaci, competenti, lo stiamo facendo in tutta Italia. Certo, è un problema di costruzione. A gennaio faremo un congresso nazionale a Roma, abbiamo preso l'Ergife, che è un grande cinema, un grande albergo di Roma, 3.000 posti, noi adesso abbiamo 4-5.000 iscritti, vogliamo arrivare a 10.000 e vogliamo fare una grande assise che dura 2 giorni dove discutiamo queste cose. Siete tutti invitati, poi se qualcuno non si vuole iscrivere viene lo stesso, ci dite io voglio venire e viene invitato lo stesso. Quindi non è che la cosa finisce col voto, va bene, cioè io non sono Paragone, che ci prova per 2 anni, poi vi saluta, dice non ce l'ha fatta, vi saluto. Noi ci siamo, ci saremo. E questo vi volevo dire, poi se ci sono le domande, ma prima sentiamo questa, che mi serve anche a me però insomma, di questo stiamo parlando. Bene, allora innanzitutto grazie all'onorevole Rizzo e alla Sonia organizzatrice che mi dà questa possibilità di parlare della nostra storia, del nostro territorio dal punto di vista storico-culturale. E mi presento, mi chiamo appunto Alberto Montagnier per chi non mi conosce, sono appassionato di storia, essendo nato a Venezia mi è venuto naturale insomma cercare di capire quel miracolo che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, insomma, di questa città nata sull'acqua, e lì mi sono addentrato, ripeto, sempre per passione, non per professione, perché ho fatto tutto un altro mestiere, insomma, di cercare di conoscerla sempre di più. E anche alla luce, apro una breve parentesi, chiaramente di una città bellissima ma piena di problemi, capire anche perché questi problemi, nonostante il progresso, non vengano risolti. Il solito discorso, io che ho fatto quei carioe e adesso che abbiamo le tecnologie più avanzate non si riesce a fare qualcosa per tenere in piedi questa città, ma soprattutto dal punto di vista civile e umano, di comunità, ecco. E ci andiamo poi, ma non voglio sconfinare in quei fondi, sì, ecco. Per cui adesso, ascoltando l'onorevole Rizzo, mi ha dato tantissimi spunti, la mia vuole essere una chiacchierata, non certamente una lezione di storia, anche perché ci vorrebbe tantissimo tempo e rischierei anche di essere noioso, ma così, volendo parlare appunto della storia della Serenissima, come diceva appunto Sonia, che è una parte della storia dei Veneti, perché sapete benissimo che le prime popolazioni qui dei Veneti o Eneti antichi arrivano, diciamo, attorno all'età del ferro, per cui andiamo nel primo o secondo millennio prima di Cristo, insomma andiamo a 3500-4000 anni fa. È una delle popolazioni che provengono poi tra l'altro dalle pianure indoeuropee dell'Asia centrale, per cui siamo anche noi una popolazione migrante che è arrivata in queste zone. E chiaramente i popoli si spostavano, e come è sempre stato, insomma, anzi quelli che erano i padroni di casa qui, gli autoctoni, sarebbero stati gli Euganei, ecco, che si chiamano dei colli Euganei, sì, però all'epoca non c'erano i ristoranti dove si va a mangiare adesso che c'era appunto Euganei, che poi un po' sconfitti, un po' fatti fuori, un po' fagocitati da queste nuove popolazioni, insomma.
vado saltando di secolo in secolo. Poi c'è il periodo, sapete, il periodo chiaramente romano, dove lì c'è stato anche un patto, un fedus. I veneti già all'epoca godevano di ampia autonomia anche rispetto al governo di Roma, sia durante il periodo della Repubblica Romana che poi durante l'impero romano. Avevamo avuto dei veneti importanti anche nel periodo romano, ricordo a tutti Tito Livio, chiaramente, oltre a Agapetto, entrambi senatori a Roma ed entrambi presi in giro per la loro cadenza veneta. Per cui vede che è una vecchia di greco. Tra Agapetto addirittura sarà un grande difensore della Repubblica Romana. Si vede che questa Repubblica ce l'avevamo già nel DNA, ancora nei tempi passati. Difende la Repubblica Romana nella trasformazione in impero, ma fa l'errore di difenderla contro chi? Contro Nerone, che tranquillamente lo invita a suicidarsi. Andrà a casa e si svenerà. Ecco, anche quello era un veneto importante all'epoca. Andiamo veloci, sapete che poi anche l'impero romano conclude la sua esperienza, e lì in queste lagune dove qualcuno cantava "Arriva i barbari a cavallo, scampemo, scampemo per chi ne vuol copar", che penso che chi appunto è della zona se la ricorda molto, molto bene. Quella era la canzone, in realtà è un'osmosi che dura qualche secolo di pressione di altre popolazioni su popolazioni già stanziali che andranno a rifugiarsi, fra virgolette, nelle lagune. Si parla appunto di 1600 anni, è stato festeggiato il famoso 421 del 2021, appunto 421, però nel 421 tutti dicono che nasce Venezia, ma Venezia non c'è ancora, non come siamo abituati adesso. Dovremmo aspettare 4 secoli per arrivare alle isole Realtine nell'809, insomma. Prima c'era Malamocco, c'era Equilio, c'era Grado, c'era Capo Tarzaris, ecco, tutta la zona del Dogado che si affacciava sul mare, ma non c'era ancora questo nucleo che diventerà poi Rivo Alti e si svilupperà la città che conosciamo adesso. E come vedete, insomma, inizia questa urbanizzazione, chiamiamola così, delle lagune, ma rimane tutto in laguna per il primo momento. Cioè nasce una città, chiaramente avete sentito un po' tutti, visto che siamo qua della zona di Venezia e Mestre, insomma la palificazione delle isole, l'unione delle isole, c'è il lavoro, le bonifiche, c'è tutto un lavoro di queste popolazioni per rendere abitabile, vivibile questo nucleo che stava nascendo. Si rendono conto poi che sono in una posizione fortunata, tra virgolette, perché siamo sempre in tempi duri e difficili. Però, come diceva l'onorevole Rizzo, a metà strada fra nord e sud e a metà strada fra est e ovest, corridoio 5 Barcellona-Kiev. Quindi già all'epoca capiscono che l'Oriente, che all'epoca erano le parti più ricche, perché l'Occidente in quel caso lì, dopo la caduta dell'impero romano, era veramente tempi duri, tempi bui, e per cui la ricchezza è ad Oriente, e queste persone che sembra che avessero nel sangue la capacità di navigare, di costruire imbarcazioni e andare per mare, è stato chiaramente per quegli anni là un'ottima caratteristica che li ha agevolati. Chi ce lo ricorda anche questo, facendo un passo avanti e indietro? Se voi vi ricordate, i Veneti vengono citati prima da Omero. I Veneti sono nelle mura di Troia, poi ci sarà Antenore che verrà a fondare Padova, tra l'altro, sempre per la leggenda, mi raccomando. Però ci ricorda anche Giulio Cesare, che nel Debello Gallico se la prende con un villaggio che non riusciva a conquistare, e dice che era abitato dai Veneti di Bretagna, perché fra le varie, diciamo, direzioni che poi si sono divisi in Europa, una parte andrò anche verso la Francia del Nord.
Ti vuol vedere che Asterix e Obelix gera Veneti? Punto di domanda. Per cui appunto Giulio Cesare si lagna di questo paese che non riusciva a conquistare, e lo dice proprio lui: persone abili nel costruire navi e andare per mare. Probabilmente c'era qualcosa, insomma, anche lì nel DNA che univa queste popolazioni. Torniamo in Laguna, insomma, inizia a svilupparsi questa città che, ripeto, nell'809 dopo Cristo, appunto, inizia a prendere forma intorno a Rialto, e da lì parte questa grande avventura, insomma, che porterà poi a espansioni, a commerci, a ricchezze incredibili. Però, essendo una città piccola di pochi abitanti, schiacciata fra i due poteri più forti che c'erano all'epoca, l'impero a nord, il sacro romano impero dell'imperatore, e il papa a sud, il papato. Sapete che le guerre fra il papato e la Chiesa caratterizzano un po' tutta la storia, insomma, dell'Europa fino a pochi decenni fa, insomma. Il potere temporale finirà con la presa di Roma ed è schiacciata in mezzo. Si rendono conto che sono una piccola realtà rispetto a questo, per cui cosa devi fare? Devi pensare di tutto e di più per non farti fagocitare. La tua sovranità te la devi guadagnare, devi pensare a qualcosa per essere, diciamo così, imprendibile, cioè imbarcaminarti in mezzo a questi giganti. Ad Oriente abbiamo quello che rimane invece dell'impero romano di Oriente, l'impero di Romania, come dice, con l'accento sull'impero di Romania, come lo chiamavano i veneziani. Iniziano questi commerci. Cassiodoro, che era un ministro dell'imperatore Vitigine, di Longobardo, addirittura scrive, qua siamo nel 700, sì, nell'VIII secolo, scrive ai patroni marittimi della Venezia, perché Venezia è un termine addirittura riguardava una regione, di andare a prendere del sale in Istria da portare alla corte di Ravenna. Per cui si rivolgevano a queste persone: voi che sapete navigare nei piccoli mari, ma anche nei mari lontani. Si rivolge così, dicendo: sapete navigare fiumi, laghi, lagune, però sapete anche andare, ecco. Per cui questa caratteristica marinara inizia ad essere conosciuta, addirittura conosciuta. Tant'è vero che quando poi l'impero di Costantinopoli inizierà ad avere problemi con i Normanni, con Umberto il Guiscardo, che andava giù a rompere le scatole, diciamo, in quella parte dell'Egeo e del Mediterraneo, chiederanno aiuto alla flotta veneziana, anche loro. Questa potenza che cresce, questa potenza che si fa rispettare, fino ad avere poi nel 1082 la famosa Crisobolla che Bisanzio dà a Venezia praticamente una patente di libertà, cioè gli permette intanto di commerciare ovunque, gli permette di non pagare i dazi e iniziare a espandersi in quello che era l'Oriente. Però rimane sempre in Laguna. Deve difendersi chiaramente da attacchi, sia dei Franchi, dei Longobardi, il famoso episodio del canale Orfano, no? Che è Pipino il Breve che cerca di conquistare le lagune, e anche lì racconti che si perdono fra storia e leggenda, diciamo, ma può essere anche vero. Quando i Franchi cercano di entrare in laguna, cava via tutte le paine, per cui li vede tutte secche, questi va in secca, e chiaramente i veneziani dell'epoca, che conoscevano i ghebi e secche e tutti i canai, fanno strage, e ci chiama ancora adesso Canale Orfano, in ricordo di questo episodio. E si deve difendere sempre un po' da tutto e da tutti, però i commerci vanno bene.
Questo perché nasce sotto forma, anche qui, del suo governo, chiaramente che sì, c'è un Ringo che vota un doge, che all'inizio è un capopopolo, cioè un doge guerriero, cioè, però poi si preoccupano fin da subito di fare in modo che ci sia, diciamo così, un ordine, un'organizzazione di Stato che mettesse il primo punto sempre il bene comune, il bene della Repubblica, il bene di tutti. Ecco perché sono parole che adesso sono normali, ma riferite a più di 1000 anni fa, dobbiamo anche capire perché. Perché loro avevano capito che dovevano essere coesi, deve essere un unico, tutt'unico. Qui useranno sia l'arma, fra virgolette, proprio anche del marketing, di creare il mito. Il mito di Venezia è un mito che cresce con lei, non è venuto fuori dopo, cioè la ricerca anche di un santo, di andare a prendere le reliquie ad Alessandria d'Egitto, cioè anche qui siamo ancora nel IX secolo, siamo ancora prima del 1000, sì, per cui si stanno formando e evitare soprattutto che diventi dinastica. Ecco, per cui la rappresentatività, cioè la vecchia formula dell'Aringo dei capi famiglia che votavano su una piazza, bisogna portarla avanti, si trasformerà, Venezia continuerà ad adattarsi, addirittura anche nella forma di diritto a una common law, non è il diritto romano, una common law, cioè le sentenze fanno diritto, le leggi vanno avanti finché sono consuetudini, ma altrimenti diventano desuetudini e verranno abbandonate, per cui si dà sempre un adattarsi ai tempi ed essere dinamica. Quando non lo farà più cadrà. Quando si vogliono arroccare nei privilegi, lì è la morte. Invece prima era tutto un adattarsi continuamente ai tempi, anche se tempi lontani, ma erano quelli. Nella difesa appunto della sua anche libertà, che è una sovranità e libertà. Non si deve cedere all'imperatore, non si deve cedere al papato. Le guerre anche, diciamo, non solo le guerre come le conosciamo noi, ma anche le guerre legali, diciamo, anche contro la Chiesa, il famoso interdetto, Paolo Sarpi che la difenderà, loro dicono chiaramente al Papa, lei si occupi delle anime, che allo Stato ci pensiamo noi. Non toccano le chiese, non toccano la spiritualità della gente, per carità, che tantissime chiese, per cui però sulla porta, esatto, a San Piero de Casteo, per chi che sei veneziano, nel viale che va dalla porta della chiesa alla riva c'è una pietra bianca, un quadrato bianco nel lastricato. Lì per esempio, ecco il discorso del marketing, del messaggio, lì era dove il patriarca aspettava il doge in visita, esattamente a metà strada. Però solo il fatto di mettere un segno voleva dire rispetto. Ecco. Per cui c'è un altro poi anche messaggio forte che viene dalle iscrizioni. Giustamente lui che dice c'è gente che sventola leoni tutto il giorno, non sa neanche insomma magari l'esatto significato. Se voi vedete i leoni sui portali, c'è il doge inginocchiato davanti al leone. Il doge si inginocchia non davanti al leone in quanto simbolo religioso, perché il leone è lo Stato. Questo messaggio per dirgli che per quanto tu sia importante c'è sempre qualcuno sopra di te. Tant'è vero che chi ha tentato di soverchiare l'istituzione della Repubblica per farla diventare dinastica, via la testa anche al doge. Marin Faliero fa quella brutta fine perché tentava così di... Ecco. Il rispetto di quelle regole doveva valere per tutti. Poi anche abbiamo degli esempi
anche così di episodi. Adesso io vi butto delle pillole là proprio per istigare la vostra curiosità e poi magari approfondirete, vi appassionerete, o siete già appassionati, ne sapete più di me, adesso non lo so, perché quando si parla a una platea chiaramente. Ma faccio anche un esempio, il discorso di chiedere, prima dicevi, alle banche una partecipazione o alle multi-utility che stanno facendo una parte di soldi, ecco. Siamo nel periodo, invece qua saltiamo qualche secolo, siamo nel 1500, nel XVI secolo d.C. Sapete la storia un po' della regina di Cipro, e ne porta in regata storica a tutti gli anni. Sta ragazza molto giovane doveva andare in sposa a Lusignano, che poi diventerà, poi resterà vedova molto presto e regalerà l'isola di Cipro alla Repubblica di Venezia. Bene, bisogna fare la dote a sta ragazza. Bene, vanno dallo zio, un corner de Cagranda, una delle famiglie più ricche, e gli dice: guarda, che c'è da fare, i senatori, c'è da fare la dote a sta tosa. Va bene, che compromi, un fiade tovaglie, nisioi, cioè dote che c'era una volta, insomma. Sì, va bene, fa 100.000 ducati soretto, come tutti ti schei, dice Corner, dalla Repubblica ti cavuo tanto, adesso la Repubblica che ha bisogno di te. Tanto per dare un messaggio alle multinazionali. Ecco. Chiaramente i soldi serviva, perché se vai a prendere Cipro, non è che ti vai in vacanza con Ryanair, ti va, devi restaurare mura, portare un esercito, una flotta, cioè capite benissimo. Ecco, serviva soldi veri. Poi, ecco, questo tanto per dire, sì, c'erano i nobili, chiaramente erano nobilomini, noi c'era conti, duchi, marchesi, qua già un po' più spicci, insomma. Erano loro i primi che dovevano lavorare per la Repubblica e eventualmente dare alla Repubblica. Il popolo, nonostante le limitazioni dell'epoca, era tutto sommato un popolo che non si è mai ribellato. Ecco, vuol dire che in qualche modo i suoi bisogni, magari più semplici, più poveri, ma erano soddisfatti. Ecco. Sapete benissimo che la forza la forza della flotta erano i vogatori, no? Per molti decenni all'inizio erano uomini liberi. Poi arriverà il termine galera come adesso la conosciamo adesso, però c'erano di buona voglia. Lo facevano di mestiere, c'era il reclutamento appunto però tanto se era un uomo libero, in caso di attacco combatteva anche lui, mentre se era uno schiavo te lo trovavi contro, se si rompeva la catena, questo pur di tentare di scappare, cioè non si metteva senz'altro a combattere a fianco del suo stesso carceriere o del suo aguzzino, e poi poteva addirittura commerciare. Cioè, questo che quando scendeva a terra andava anche lui a prendersi, magari con quella piccola paga che avrà avuto, un sacchettino di spezie, qualche metro di seta o roba damascata, che poi lui a casa si rivendeva. E magari poi non si arrivava più, se ne andava bene andare a vogare. Era sempre, diciamo, un lasciare anche una certa libertà, anche in questo caso di impresa, però lo Stato era presente sempre. Non era autoritario, era autorevole. La sovranità te la guadagni con l'autorevolezza. Come quelli della nostra età, mio papà a casa non era cattivo, era autorevole, bastava che me guardasse. Esatto. Ecco, ecco, per cui bisognerebbe che anche gli stati arrivassero, che con l'esempio, facendo vedere che funziona, dove il servitore dello Stato sia veramente un servitore, non un beneficiato, allora chiaramente dai un certo tipo di esempio che ti guadagni autorevolezza e sovranità.
Cioè, loro cercavano sempre con queste formule di cercare di coinvolgere anche la popolazione, di farli sentire squadra. Sulle persone che arrivavano dall'estero, sapete che c'erano addirittura i fondachi, per cui lì erano ambasciate, depositi, dentro pregavano, potevano avere la loro libertà. Ma poi c'erano i casi che un albanese, tanto per dire, e magari anche qualcuno di origine araba. Guardate che, non so se qualcuno conosce il camuffo, le barche, il legno, fatte sulla Portogruaro. Kam el Mufti sono venuti qua a far barche. Ma come, non eravate sempre in guerra con i turchi o con gli arabi? No, c'è guerra, c'è guerra, però dopo il commercio oppure la libera circolazione di persone era normale. Per cui quando avevi magari una discussione fra un albanese e un'altra provenienza, che questo qua si vantava di essere più veneziano lui perché era arrivato 2 anni prima di quell'altro. Mi so veneziano. Per cui il discorso non è questione di sangue né di DNA né di nada, cioè se ti comporti bene, cioè, oggi è anche la Madonna della Salute. Ecco, è la peste, che ricorda la peste, quella del 1631, perché la peste del 1575 è quella del Redentore alla Giudecca e questa invece è del 1631. La popolazione veniva, sapete benissimo, quasi azzerata, cioè azzerata, 30-40% di morti. Cosa facevano poi? Andavano in giro sia per i domini della Serenissima di allora, ma anche al di là dei confini, a dire: venite a lavorare, abbiamo bisogno di gente. E venivano a lavorare a Venezia senza tanti problemi, che avevano una CAE di albanesi, il ponte dei greci, cioè la comunità greca poi era la seconda dopo gli stessi veneziani, perché i rapporti con la Grecia erano ormai, tanta Venezia c'è in Grecia e tanta Grecia c'è a Venezia. Ormai eravamo proprio... Il famoso Doge Morosini parlava greco, vestiva greca, cioè, a parte che era stato più in Grecia che a Venezia, visto il servizio che aveva fatto in marina prima di essere Doge, cioè comandante generale da mare. Poi abbiamo tutti questi episodi che io vi butto lì un po' così anche mano a mano che mi aggancio a quello che ha detto l'onorevole Rizzo. Un'altra cosa, il discorso anche dell'oro, che dice che se ho dell'oro così. A Venezia hanno inventato il magistrato alle pompe. Che cos'è il magistrato alle pompe? Pompe in senso di pompa magna, di sfarzo. Cosa serviva? A far calare lo sfarzo. A mitigare. Perché le gondole sono nere? Non serve, non c'entra né peste né morti né lutto, ma perché tutti uguali. Cioè, era come il Traversone a scuola, il Traversone era democratico, nessuno sapeva chi diciamo il Traversone, insomma, ecco, mi capisci, vero? Cioè, perché, ecco. Per cui, perché faccio anche un semplice esempio, cioè, girava talmente tanti soldi che durante una festa, adesso mi scappa il nome della famiglia, mi parla dei Pisani, ecco, c'erano le ragazze Immagine. Non le chiamavano così, lo dico io, ma le ragazze Immagine che conosciamo adesso sono svestite, diciamo poco vestite, insomma adesso non voglio, ecco. All'epoca però le ragazze Immagine erano super vestite, perché avevano addosso dei vestiti con i ricami in oro e pietre preziose, valutati, ce n'erano 12, perché ricordo le 12 famiglie apostoliche che avevano fondato la città, adesso andiamo, e avevano valutati in 1 milione di euro, insomma, ecco, chiaramente sulla porta che c'era la guardia che ne andasse via, presumo, però anche lo sfarzo dava segno un po' di che andava contenuto. Lo zecchino, chiamato zecchino perché titolo 99,97 puro, praticamente, peso 3 grammi 49 rotti, ecco, quasi 3 grammi e mezzo.
rimane inalterato dal 1241 in cui esce al 1797, non conosce inflazione. Cosa voleva dire all'epoca l'inflazione? Che se io ho poco oro faccio monete sempre più piccole, e grattava addirittura. Ecco, invece quella lì ha mantenuto. Questo vuol dire insomma anche la presenza di che l'istituzione a modo loro in quei secoli, con tutti i problemi che c'erano, la fame c'era, non è che fosse, cioè, per le classi, ecco, perché il contesto europeo, ecco. Poi qualcuno dice sì, c'era la fame ma non si moriva di fame, che all'epoca era il confine fra la vita e la morte, perché insomma anche sul discorso dell'attenzione facevano incetta di grano nei periodi in cui i prezzi erano bassi, arriva del Megio, i granai, quelli dove adesso c'è il museo storico navale, qui già tutti granai, perché si vede piccole finestre per dargli aria e quelle grate. Se il prezzo andava su, già era il governo che buttava grano sul mercato per calmeriare il prezzo. Scusate, amico. Ecco, per cui c'era questa attenzione, perché capivano che se il popolo stava bene, stava tranquillo, anche nelle guerre, paga Pantalone. Da dove è che deriva questo discorso paga Pantalone? Perché a volte preferivano pagare piuttosto che andare in guerra, pagavano un tributo. Tanto ne c'appava talmente tanti probabilmente che però meglio pagare e lasciare che i commerci andassero. All'arrivo della notizia della battaglia, della vittoria di Lepanto, i turchi presenti in città si sono chiusi dentro il fondaco dei turchi perché pensavano che qui ci vengono a far fuori tutti, perché anche sull'euforia della vittoria ecco, invece nessuno li ha toccati. Per cui sono tutte cose, insomma, tornando anche al discorso della peste, che stavamo parlando della Madonna e della salute, anche lì, come vedete, devozione, costruire la chiesa, costruire, certo, la fede, per cui anche il Senato ha dato dei fondi, perché la spiritualità non si toccava, però lo Stato rimaneva lo Stato. Poi, da questa città che era in laguna, nel 400 invece, fine del 300, nel 400 c'è l'espansione in terraferma, ma l'espansione avviene per dedizione. Chiedono di essere annessi alla Repubblica, partono, vanno giù in delegazione, comincia proprio l'altopiano di Asiago, poi Vicenza, e si offrono, si danno. Venezia li rispetta, nel senso che li lascia i loro statuti, le loro regole, le regole dei boschi che resteranno fino alla caduta, per cui loro potevano sfruttare il bosco per la comunità locale. Anche la giustizia verrà amministrata in primo grado secondo gli statuti del luogo e eventualmente il ricorso a Venezia, per cui lasciano ampia. Poi ci sono tantissime forme di collaborazione. Le valli del Natisone al confine con l'attuale Slovenia, adesso all'epoca Jugoslavia, insomma, dove qualcuno che ha fatto anche il militare, mi dico, cioè, da che parti ha? Le valli del Natisone erano esentate dal pagamento delle tasse, però dovevano tenere 300 armati pronti a intervenire, cioè queste formule così, era quasi un Commonwealth più che non proprio una presenza opprimente anche verso le popolazioni locali. Perasto, nell'attuale Montenegro, chiederà 7 volte prima di essere accettata. L'unica è Padova. Solo con Padova è stata fatta guerra come il derby adesso. Purtroppo si vede che già era già da prima, insomma, ecco, con la famiglia dei Carraresi. Però anche lì l'espansione avviene alla morte di Tommasone Mocenigo, perché era bello in carne. Fa il suo testamento, dove elenca un po' come la relazione del governatore della Banca d'Italia, fa tutta la relazione di cosa è entrato
I zecchini ne venivano coniati 1 milione all'anno. Prendete 3,5 grammi, moltiplicate per 1 milione, moltiplicate per la quotazione magari di oggi. Andò per dire, ecco. Alla fine chiude però dicendo: coltivare il mar e assestar a terra, e lasciate stare la terra, perché è la nostra fortuna, infatti con l'espansione poi cominciano anche i problemi. Serviva un retroterra, servivano i boschi, serviva però, insomma, invita a non votare per il Foscari, un'altra analogia, perché il Foscari invece voleva espandersi in terraferma. Fatalità, lui muore e fatalità, votano per il Foscari. Ecco, tanto per... Poi, guarda, ce ne sarebbero tantissime. Non so se avete mai letto la formula dell'elezione del Doge. Racconta. Sono 14 passaggi. I numeri non mi ricordo tanto, neanche a me, bisogna imparare a memoria, se fa fatica. Facevano le ballotte, ballottaggio, deriva da lì. Brogli, tu prima che dicevi la telefonata, i brogli, dal campiero del broglio, dove era l'unico posto ammesso per andare giù a fare qualche accordo elettorale se qualcosa non passava, perché erano i 1200 dentro il maggior consiglio, schiena con schiena e per alzata di mano, non c'erano partiti, però si votava tutto. Il Doge, pure per essere la persona più importante della Repubblica, non poteva ricevere nessuno da solo, non poteva leggere la sua posta da solo, non poteva uscire da solo. Rex in purpura captivus in urbe, trattato come un re ma prigioniero della città. Durante una peste arriva all'orecchio del Doge che suo figlio sta morendo. Il Doge chiede al cancelliere grande, alla signoria, di poter andare a trovare suo figlio. Discutevano tutto, discussione e messa ai voti. Cioè, una roba. Gli concedono pochi minuti, si rendono conto della pericolosità. Lo accompagnano, va di sopra, i minuti passano veloci e chiaramente col figlio che muore, il cancelliere grande va su, gli batte la spalla: Doge, finito il tempo. Ma se mio figlio se dio per morire, Doge, io non sé de suo figlio, io sé della Repubblica. Questi sono messaggi di un'autorevolezza delle istituzioni. Le cariche più importanti erano, meno rimanevano in servizio, ruotavano, e poi periodi di contumacia perché non si ammanigliassero. Dopo le umane debolezze ci sono sempre state, quello che corrompeva, quello che rubava, che sempre sta, però quantomeno cercava di preoccuparsi per limitare il fenomeno, non addirittura depenalizzo, cioè, perché tanto non riesco a combattere la cosa, no, in qualche modo ci provo. E questa era la concezione del bene comune, insomma. Poi si spende in terraferma tutta Europa ci dichiara guerra, la Lega di Cambrai, tutti, Spagna, Francia, Austria, gli stati italiani, gli unici i turchi che resta fuori, non ne approfittano. Il Piemonte, sì, perché il Casa di Savoia sono re di Gerusalemme, ne avrebbero voluto Cipro, ecco. Vabbè, ma questo, ecco, tanto per dire, e riescono a venirne fuori con una grandissima diplomazia, vincono anche delle battaglie, ma con una grandissima diplomazia fanno litigare i collegati, li chiamavano i collegati di Cambrai. Se ribalta e praticamente ne esce quasi indenne. Restituiamo qualche territorio al Papa nella zona di Ferrara e Ravenna, le saline di Comacchio, vabbè, lasciamo i porti pugliesi, che avevamo anche i porti pugliesi che chiudavamo l'Adriatico, per cui ecco, ritornano al re di Sicilia, insomma, sì, ai Borbone, ma insomma bene o male una parte Rovereto torna a Trento, perché arrivavamo fino a Rovereto, insomma la Repubblica quando si espande in terraferma va a ricollocarsi quasi Rovereto sono in territorio però per un periodo soltanto, sì, ma sono comunque i trentini sono venetofoni anche di parlata, ecco. La Repubblica va a ricollocarsi in quella che era la Venetia e Istria
dopo la riforma amministrativa dell'impero romano di Cesare Augusto, riforma la decima regio, me raccomando. Ecco, un libro che si può leggere. Ce ne sono tantissimi. Ma uno che consigli? Allora abbiamo La Repubblica del Leone di Alvise Zorzi. No, io non ho fatto libri. No, pubblichiamo qualcosa. Sì, abbiamo anche, sì, facciamo i riassunti più che altro, perché se gli regali a qualcuno a volte un libro grosso così resta sul comodino, se invece ti fa il bignami magari se li legge. Quindi il migliore, o perlomeno quello che suggerisci, è La Repubblica del Leone di Alvise Zorzi. Ma adesso senza essere accusato di partigianeria, ho anche il Frederick C. Lane. Ecco, perché uno dice ma magari non sei veneziano, sei italiano, ricerca dei Pompar, allora andiamo su autori stranieri, così non possiamo essere. Ma c'è stato il costituzionalista Maranini, non so se l'hai sentito nominare, sì, docente, sì. Ecco. E lui ha scritto sulla Costituzione veneziana proprio un libro che si chiama La Costituzione Perfetta, la chiama così, c'erano uno dei migliori poi i limiti ci sono sempre stati. Alla fine poi sono arrivati quasi come un invecchiamento di un corpo umano, anche l'invecchiamento diciamo di una struttura, non si sono magari adeguati, anche se era ancora in forze diciamo dal punto di vista economico, cioè non è vero, cioè la decadenza come ce la vendono non è vero, perché anche a scuola ti dicono hanno scoperto l'America, cambia i traffici e le repubbliche marinare oppure Venezia decadono, ma non è che si era scoperto l'American Cuo e il giorno dopo c'era già con Amazon che si spediva pacchi, insomma ci va un po', ecco. Perché, ecco, queste sono piccole, perché indietro non si torna, poi cerchiamo almeno di imparare. Alcune formule, ripeto, per l'amministrazione sarebbero da riprendere, da adattarle e applicarle. Cioè, come disse Manin nel marzo del 1848, che rifondò la Repubblica di San Marco, fondata sulle glorie passate, arricchite delle libertà presenti. Sì. Ma la campagna elettorale è finita a mezzanotte. Ma tanto Manino sei in lista. Era una repubblica fondata sulle glorie passate, arricchita dalle libertà presenti. Senza memoria non c'è futuro. Solo questo, ecco, perché, ma solo per poter migliorarci adesso noi come uomini del 2000, cioè poi ripeto, attenzioni, chiudo proprio con una anche un po' più chi è veneziano sa che sei Carampane, una vecchia Carampane, ecco, erano delle signore che facevano un certo tipo di servizio all'epoca, ecco. Ma anche lì la Repubblica a fine servizio gli dava delle case, perché li riconosceva l'aspetto sociale, e comunque anche una fonte di informazioni incredibile, perché quando i comandanti delle navi andavano sotto i ferri, questi cantavano, per cui i comandanti di navi, era una fonte, cioè queste venivano ricevute in Senato, perché andavano a riferire, magari per la porticina dietro, ma tanto per dire il sistema, che tutto il paese, proprio la popolazione era... Sì, per cui capite un po' l'attenzione, un po' che erano presenti. Il Ministero della Sanità, sapete qual era? Era dove adesso sono i Giardini Reali. I Giardini Reali dietro, ecco, lì c'era un palazzo enorme che sarebbe stato i Savi alla sanità. Ecco. Quel palazzo lì, in caso delle epidemie, era quello che dava le regole. Ma tutta Europa aspettava prima di prendere provvedimenti, guardava ma cosa hanno fatto a Venezia. Tanto è vero che quando, questa è un po' una presunzione, perché quando è arrivato Napoleone odiavano talmente questo palazzo, perché come dire, influiva sui commerci anche degli altri, che l'ha fatto abbattere. Perché loro aspettavano di dire cose, perché Venezia inventò la quarantena, e non solo per gli uomini ma anche per le merci. I posti di sanità erano anche lungo tutto il confine,
Per cui c'era un governo che, con i limiti, ripeto, dell'epoca, cercava di preoccuparsi della sua gente. Vi racconto solo l'ultima. Dopo l'editto napoleonico che ha chiuso i cimiteri vicino alle chiese in centro città, dove sono finite le ossa di Venezia, si finì nell'isola di Sant'Ariano da Rio di Buran. Se qualcuno va a vogare, fa Bogaronga o fa Bogare Para, trova sta isola. Tutte le ossa sono state buttate lì dentro. Degli studenti dell'Università di Padova di Medicina hanno fatto un'indagine sulle ossa, appunto un'indagine sulla calcificazione delle ossa, e hanno preso questo luogo perché lì dentro c'erano ossa di tutte le categorie sociali dell'epoca e di varie epoche. Analizzate le ossa e fatto la media dei risultati, esce che l'alimentazione di quando erano in vita era una alimentazione sufficiente considerati i periodi storici, nel senso che mangiavano un po' meglio di altre parti d'Europa. Sì, perché è l'osso che denuncia l'alimentazione della persona. Se uno mangia bene o mangia male, io sento dall'osso. Ecco, per cui anche questo era un indice, diciamo, perché lì hanno fatto la media, che sarà sta ricco o sarà sta il povero, il nobile e il popolare. Cioè, per cui poi anche questo discorso, quando vanno a prendersi, focalizzate anche questo, anche qui, fra storia e leggenda, vanno a prendere le reliquie di San Marco ad Alessandria d'Egitto, perché gli serve la reliquia importante per darsi. Ecco. Meglio un evangelista, così San Marco a Venezia, e ricordavi che a Padova è di San Luca, per cui ne abbiamo 2 su 4. Se non ne troviamo un altro, come maggioranza assoluta. Ecco. Per cui chi è che va a prendere, secondo sempre la leggenda? Va buono da Torcello e rustico da Malamocco. Ma cosa vuol dire buono e rustico? Un popolano e un nobile. C'è sempre il discorso classe operaia assieme al ceto medio. Qualcuno 1600 anni fa ci aveva già pensato. Scusate, spero non avervi annoiato. Grazie ancora, perché per me è una soddisfazione solo parlare e raccontare. E poi volevamo dare la parola un attimo a Sonia Franzoi, che è l'anima della nostra azione qua in questa zona. Prego. Intanto volevo ringraziare tutti i presenti della partecipazione, e poi volevo fare una domanda proprio ad Alberto Montagnier. Allora, questa Repubblica, no, era multietnica, da quello che capisco, cioè vivevano turchi, vivevano tutti. Perché la mia domanda è questa, che mi lascia sempre un po' di amaro in bocca. Perché adesso quelli che utilizzano, perché per me chi usa il gonfalone, chi usa la bandiera, i leoni, le immagini, mi sta un po' qua, sa? Nel senso che io amo Venezia, amo la mia città, e quindi strumentalizzarla non è che mi piaccia più di tanto. E poi c'è questa vena di dire è il foresto, eccetera, quindi lo vedo un attimo un atteggiamento che non era della Serenissima. Una battuta che faccio: quando si arriva un Moro a Venezia, io ho fatto comandante della flotta. Ecco. Dopo il geoso, ma quello non dipende dal colore della pelle. No, battuta a parte, io dico che è sempre la mancanza di cultura. Se tu conosci anche la tua cultura, sei forte nel tuo, non temi l'altro, non temi il confronto. Per cui si cade sempre nel discorso che se c'è ignoranza c'è appunto c'è un'interposizione con chiunque, insomma, ecco. Invece se hai un minimo di cultura, conosci le tue origini, conosci la tua storia, sei anche disposto a confrontarti anche con gli altri, che deve essere un arricchimento reciproco, come faceva anche i migliori artigiani, i migliori arrivavano qui. Adesso, senza parlare di artigiani, ma insomma, come ho detto prima, le popolazioni, qui c'hanno cinque etnie.
c'erano greci, c'erano arabi, adesso con la Repubblica c'erano tedeschi, c'era gente di matrice tedesca. Potremmo parlare delle religioni, ortodossi, ebrei, musulmani. Non c'è mai stato nessun problema, nessuna tensione neanche fra di loro che vengano riportate dalle cronache. È sempre stato questo un miracolo quasi amministrativo, politico, ma probabilmente era far sentire la gente parte di una squadra e non categorie contrapposte. A parte la lotta fra Nicolotti e Castellani che si dava sul ponte dei pugni, ma era un po' che scappava il morto perché gli faceva anche, insomma, però lì rimanevamo a livello di palio, insomma, ecco, forse è stato questo perché proprio la Repubblica si arricchisce proprio di popolazioni, poi i Lombardi, la Val Brembana, arriviamo al confine con la Svizzera, Valtrompia, Bergamo, Brescia. Sì, ancora adesso certe zone degli ex domini vedono Venezia ancora come un miraggio, qualcuno manda ancora i figli. Io che con l'associazione giriamo appunto sempre per motivi culturali tutto dall'Istria alla Dalmazia, recentemente sono stato a Creta. C'è un progetto adesso anche con Cipro, più che altro anche per il discorso della divisione, sì, dell'occupazione turca, vedere di risolvere anche lì, e appellandosi a cosa? Al periodo veneziano come storia comune e storia europea, perché qui c'è anche l'Europa dietro, insomma, per cui storia europea. Ecco, per cui c'è qualcuno che parlo con queste persone che mio figlio vorrei mandarlo a studiare a Venezia, a Ca' Foscari, arriva a Padova, forse non sanno purtroppo come che si è ridotta a Venezia adesso, penserà che sia ancora quella del 700, del 500, del 600, però questo è che se ci fosse, come dico io, un po' più di cultura e anche una conoscenza e una identità che parta dalla cultura, che parta dal cuore, non dal tacuin, come che si dice, ecco, perché se guardiamo i soldi, vabbè, come dice lui, uno va dal miglior offerente, insomma, e poi abbiamo adesso anche questo discorso, come lui diceva, dei poteri forti che sono sopra gli stati. E purtroppo i fondi di un certo tipo non hai neanche un interlocutore, Contro chi protesto se vuoi andare contro la BlackRock? Per trovare la roba di Facebook, io sono dovuto andare all'AISE. Si stanno formando questi. Sì, esatto, perché adesso se sei il sindaco, se sei un'autorità, se sei un governo, un ministro, il presidente, magari ti mandiamo fuori dal palazzo come facevano le rivoluzioni, quelle defenestrazioni, ma adesso dove vai? Che magari il CEO, come chi dice adesso, l'amministratore delegato, può essere uno fino a ieri, domani un altro, con chi ti rapporti, per regolare, non è il reclamo del cliente che ha fatto il fondo, no, parliamo di quando ti spostano, ecco. Le norme contro la speculazione c'erano già proprio a quell'epoca, limitare lo sfarzo, perché loro capivano che un conto era l'economia, la produzione vera, io sono imprenditore, produco, lavoro, ma do anche lavoro, insomma. Non sfruttamento, chiaramente, ma lavoro in regola con tutti i contratti con i sacri crismi. Ma se io invece investo dei soldi sperando, standomene tranquillamente a casa, seduto in divano, sperando che quei soldi raddoppiano, non c'è più produzione, non è più economia, non è più benessere anche per gli altri. È come andare a giocare al casino. Però lì, se creo il ricco, creo il povero. Invece devo cercare, non dico di poter fare due ricchi, ma almeno due benestanti che vive decorosamente. Grazie. La nostra battaglia non finisce qua, però insomma noi abbiamo uno strumento, siete voi.